ristorante pizzeria Peperoncino, Adelti. Adelti, ristorante pizzeria Il Peperoncino, la scelta giusta. Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? Un saluto per 5 Stelle da Mauro Secci per questo splendido programma che guardo tutti i giorni, Die Pro Die, e al mio carissimo amico Paul De Santi. Un caloroso invito perché tutti i sardi vengono a seguire queste magnifiche manifestazioni, e soprattutto questa di Fonni, che gode di un'ottima organizzazione. Ciao Paul! E si parla ancora di rodeo, si parla ancora di Fonni. Noi siamo con Tonino Carta, che è l'assessore poi al turismo di questa grande città, che d'inverno sicuramente vive momenti di grande positività grazie chiaramente al turismo che arriva qui, grazie alla neve, grazie alle montagne, ma che in estate comunque il vostro assessorato fa un grande lavoro in riferimento poi al fatto delle grandi manifestazioni che proponete, come questa per esempio. Ma diciamo che lo sforzo lo fa il volontariato, e questa è una prova tangibile soprattutto dell'impegno. Impegno e tra l'altro anche professionalità, no? L'impegno e la professionalità che hanno raggiunto è uno sforzo notevole, si vede anche dal risultato, dalla presenza della gente, dall'organizzazione. Questo è un qualcosa che arriva dal volontariato puro, non è che ci siano grosse strutture di supporto, se le hanno inventate. Oggi vediamo che prima, anche sulla struttura stessa, una struttura che veniva ricavata così, raccogliendo un pochettino elementi di scarso pregio, oggi hanno una struttura che sono riusciti a realizzarsi, naturalmente pagando anche, però che li aiuta anche nel lavoro che la manifestazione assorbe, insomma. Ascolti Assessore, io approfitto di lei per fargli delle domande poi inerenti a Fonni. Fonni abbiamo esordito parlando di una città che d'inverno vive grandi momenti di positività in riferimento chiaramente al turismo, ma cosa fa poi l'amministrazione comunale per far sì che ci siano sempre più turisti? Beh, noi intanto collaboriamo strettamente con le associazioni di volontariato, loro propongono e riescono e contribuiscono enormemente con queste manifestazioni a un richiamo dall'esterno.
ci accorgiamo che non è sempre sufficiente. Noi cercheremo di aiutarli il più possibile e sono anche convinto che queste manifestazioni sono non solo di forte richiamo per quanto riguarda appassionati del settore, ma anche rivolte al turismo di massa. Bisognerebbe un pochettino puntare più sulla pubblicità per raggiungere un pochettino tutti quegli angoli della Sardegna che in questo momento hanno presenze notevoli all'interno della Sardegna stessa, insomma. Fonni è una città, un paese che ha una grandissima estensione, però purtroppo molti vanno via, molti migrano. Ma diciamo che in questi ultimi anni abbiamo raggiunto una certa stabilità sulla popolazione, non c'è un esodo, non c'è un'immigrazione, è riuscita a trasformarsi come attività, sulle attività prevalentemente Fonni era un paese agropastorale, oggi ha saputo un po' modernizzare queste sue attività sostituendole con un'imprenditoria dal punto di vista artigianale, soprattutto legate a quelle che è l'attività commerciale e soprattutto all'attività dolciaria e panificazione, che ha sopperito in una certa misura a quella che è una crisi del settore agropastorale, e poi sul turismo, di cui stiamo puntando tantissimo se dovessimo riuscire a portare a fine un progetto che è quello di infrastrutturare la montagna, che per noi è uno dei punti di forza del nostro territorio. Io ho visto tra l'altro quanto si stia facendo per portare il turismo non solo in quelle che sono le spiagge dell'isola e in quello che è il mare, ma quanto si stia facendo anche a livello regionale, quanto stiano facendo poi anche le province per far sì che il turismo venga nel centro della Sardegna. Nel centro della Sardegna dove poi in realtà si trovano tutte quelle peculiarità che fanno grande la nostra isola. Ma diciamo che noi abbiamo puntato tantissimo, non solo come amministrazione comunale, cercando di ottenere risorse per infrastrutturare, ripeto, la montagna. Però è stato fatto uno sforzo notevole anche dal punto di vista imprenditoriale. Fonni è cresciuta enormemente come potenzialità legate alla ristorazione, all'alberghiero, e quindi sotto questo aspetto è premiante dal punto di vista imprenditoriale. Allo stesso tempo ci deve essere una certa risposta dal punto di vista delle infrastrutture a livello pubblico, in modo da un pochettino pianificare quello che è lo sforzo imprenditoriale privato. Bene, noi la ringraziamo Assessore. Allora, lo ripetiamo, siamo qui in occasione del Rodeo della Montagna, questo 15° rodeo. Tante sono però le manifestazioni, ricordiamo il 26, il 27 ci sono le parie qui a Fonni e poi ad agosto ancora altre manifestazioni riguardo cavalli e... Beh, il mondo del cavallo entra a pieno titolo in tutte le manifestazioni, sia sacre, voglio dire, ma dal punto di vista anche culturale, perché il cavallo a Fonni è stato sempre un elemento vitale sia per quanto riguarda le attività agropastorali. Adesso si è un po' trasformato dal punto di vista sportivo e anche così amatoriale. Certo, Fonni offre tantissimi appuntamenti, non dimentichiamoci il palio dei comuni, che è forse la manifestazione più forte in questo settore, ormai ha superato la 20ª edizione. Quali sono le date del palio? Il palio si tiene sempre la prima settimana d'agosto, quindi è un appuntamento fisso. La prima settimana d'agosto c'è il palio di Fonni. Abbiamo il 14 come data fissa l'appuntamento delle pariglie, lo stesso un appuntamento del settore. Sempre il 14 agosto? Sempre il 14 agosto, e accomuniamo a questa bellissima manifestazione del Rodeo, che anche questa ha raggiunto la 15ª edizione, quindi legato al mondo del cavallo un insieme di manifestazioni che danno lustro ma fanno vedere anche il potenziale effettivo di quello che è il cavallo a Fonni. Grazie Assessore. Allora ricordate, amici telespettatori, la prima settimana di agosto il palio qui a Fonni e poi il 14 agosto questa grande manifestazione dedicata ai cavalli, ma non solo. Viva Fonni, viva il centro della Sardegna, grazie all'Assessore e grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Ciao, arrivederci. Chi non viene a vedere questi spettacoli si perde qualche cosa nella vita.
Die Pro Die. In collaborazione con La nuova merceria a Sassari. Merceria da Berni, in corso Vittorio Emanuele 79 a Sassari. Merceria da Berni, tutto per il cucito e per i costumi sardi. Merceria da Berni, corso Vittorio Emanuele 79, Sassari.